Colpi veloci, precisi e soprattutto sicuri. Si muovevano come vere e proprie cavallette onnivore sul territorio di tutta la regione i componenti della banda di predatori bloccata dai Carabinieri di Venezia. Una compagine internazionale composta di italiani e moldavi in grado di depredare in pochi minuti un negozio, come mostrano le immagini di questo assalto avvenuto nel giugno 2013 a Rio San Martino di Scorzè, dove in 5 riescono a caricare su un furgoncino persino delle slot machine. 20 le persone arrestate dai militari del nucleo investigativo, 5 nelle ultime ore, 2 italiani e 3 moldavi, 2 dei quali raggiunti da un ordine di cattura internazionale. 38 i colpi tra Venezia, Padova, Treviso e Verona in poco meno di 2 anni. Case, scuole, negozi e pericolosissimi assalti a bancomat, dove per innescare le micce veniva usata la benzina, messi a segno in serie a Santa Maria di Sale, a Peseggio di Scorzè, senza alcuna preoccupazione per gli abitanti della palazzina di sopra. Erano dei professionisti, operavano soprattutto nell'orario notturno, prendendo come obiettivi tutto ciò che poteva essere remunerativo e di facile accesso. A capo della banda un 44enne di Mestre, già agli arresti domiciliari perché pizzicato in flagrante durante un assalto a un bar. Al suo fianco un moldavo e altri 2 connazionali che si preoccupavano di piazzare la merce, così come un 41enne di Camponogara, titolare di un'azienda specializzata che acquistava il rame rubato dalla banda a un prezzo leggermente inferiore a quello di mercato. I colpi venivano pianificati con cura, durante il giorno i sopralluoghi, nella notte i furti. Spesso ne seguivano più di qualcuno durante la stessa notte, erano completamente a volto coperto, utilizzando delle tute da lavoro che poi chiaramente buttavano e soprattutto delle ricetrasmittenti per impedire alle forze di polizia di intercettare le loro comunicazioni. Per i 5 arrestati nelle ultime ore i carabinieri sono riusciti a dimostrare l'accusa di associazione a delinquere, una piaga quella dei furti. Tra i 500 arresti compiuti dai carabinieri nel veneziano dall'inizio dell'anno, la maggior parte sono per reati di tipo predatorio.